Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori dello Spazio Più da Radio Libertà. Perdonatemi, questo è lo Spazio Più in collaborazione col SINAP, col Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, quel sindacato con cui ormai da tempo immemore, più di 8 anni, facciamo trasmissione, dedichiamo appunto la nostra trasmissione agli uomini, anzi alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria. Qua bisogna stare attenti, bisogna sempre dare la precedenza alle donne, anche perché dato che son loro di più, sono in maggioranza, pensate che in certi ambiti lavorativi addirittura hanno, detto che bisogna istituire le quote azzurre, perché ci sono appunto più donne che maschi. Ecco, noi appunto comunque sia siamo cavalieri e il nostro saluto, la nostra attenzione la dedichiamo sempre a loro, alle donne, soprattutto poi in questo giorno. Oggi è San Lavandino, cioè perdonatemi, San Valentino. Perciò dobbiamo appunto dedicarglielo assolutamente a loro. Perciò buon San Valentino e un augurio di buon San Valentino ancora più grande glielo faccio dare dal mio co-conduttore, che è il mitico sparacazzate Federico, che è già in linea con noi. Federico, buongiorno, a te la parola. Buongiorno, posso dire una cosa che dice sempre un mio conoscente, un mio caro cliente, che dice di uomini ce ne sono tanti, ma di maschi ce ne sono pochi. Vabbè, insomma, Ecco. questa è la solita, insomma, non ti smentisci mai, sei sempre tu. Vabbè. Beh, anche questo va sottolineato. Con questo voglio salutare la numerosissima comunità arcobaleno che ci ascolta. Noi siamo la trasmissione più ascoltata dagli amici arcobaleno, a cui vogliamo tanto bene. E anche per loro San Valentino. Solo che Fellone lo stiamo ancora ricercando, chissà dove è disperso. Non lo so io. È meglio che non lo diciamo, però, perché dobbiamo salvaguardare. No, lo dire ad Antonio Felloni, vabbè che... no, glielo dico in diretta, dai. E appena lo raggiungiamo, che non è bello parlare senza... Allora, appunto, stavo dicendo che questa è la trasmissione dedicata alle donne e agli uomini in divisa, in particolar modo appunto della polizia penitenziaria. È la trasmissione che noi consacriamo alla sicurezza, Mimmo, no? Visto tutto quello che accade soprattutto negli altri paesi, ci ha lasciato un po' tutti a bocca aperta quello che è accaduto in Germania, no? Dove un afgano presente da 9 anni in Germania con una mini si è scagliato addosso a delle persone che attendevano a un comizio dei Verdi, provocando la morte di una donna e poi di 28 feriti, fra cui anche dei bambini pure gravi. Dice che c'è un bambino gravissimo in ospedale. Io, come ben sapete, ho i parenti in Germania, che è una cosa che in Germania ha scioccato molto l'opinione pubblica, e insomma restiamo a bocca aperta e ci dobbiamo considerare fortunati, perché se questo in Italia per ora non è accaduto, lo dobbiamo soprattutto alle nostre donne e uomini in divisa, e quindi questo va ricordato. E nonostante poco o nulla funzioni, rischiano la vita ogni giorno e cercano di fare il loro lavoro al meglio. Noi ce ne dimentichiamo perché diamo per scontato questo. Sapete che all'estero non è così, e sapete che in Italia è ancora più difficile, perché abbiamo purtroppo una parte della magistratura che rema contro la minima concezione di sicurezza. Ecco, mentre in Germania remano tutti la stessa parte, in Italia non è così, e nonostante tutto abbiamo un livello di sicurezza che è ben più alto rispetto ai paesi attorno. Questo Federico, ti devo interrompere perché abbiamo con noi l'altro nostro co-conduttore, il mitico Antonio Fellone, soprannominato Tony F. Tony F, buongiorno e benvenuto fra noi. Buongiorno ragazzi, buongiorno. No, soprannominato Tony F anche no, è una cosa del nostro amico Federico, ma assolutamente anche no, Tony F, prendo le distanze. Ma perché è così carino Tony F, o poi in questo giorno... No, è diventato un po' troppo moscio. Prima quando era fuori dal coro era più simpatico, ora che è andato a Sanremo non va più di moda, amico. Noi qua siamo andati sempre controcorrente. Allora, vengo a precisare una cosa, ma in informazioni di servizio più che altro, ma mi sentite? Si sente la diretta? Perché la trasmissione scorsa sui vari social non si sentiva la mia voce, se non alla fine, quindi volevo capire se era un problema tecnico della volta scorsa o anche adesso non mi sentite. Antonio, posso dire una cosa, così vediamo se mi senti. Ci tenevo a dirla qua davanti. Ci sono dovete sapere che Antonio Fellone è molto social,
e ha delle pagine Instagram e Facebook seguitissime. Anzi, se anche voi potete, andate a seguire le pagine di Antonio Fellone su Facebook, perché sono molto interessanti, da un sacco di notizie interessanti che ben pochi vi danno. Però, Antonio, le donne della mia famiglia, tutte ti seguono e sono tutte un po' scioccate perché no, Antonio sta dimagrendo troppo, appena lo vedi di mangiare di più, si sta sciupando, che succede? Invitalo a mangiare a casa. Ecco, Antonio, te lo volevo dire, qua sono tutte preoccupate le donne della tua famiglia, che le amo, perché forse sarà l'effetto della videocamera che mi fa vedere dimagrito, perché dimagrito non sono, anzi. Quindi ringrazio le due donne, con tutto il rispetto, col tuo permesso, digli che le amo, perché è una bellissima affermazione. Detto ciò, volevo ringraziare come sempre Radio Libertà per lo spazio che dedica al mondo carcere e alla polizia penitenziaria. Grazie a te Fede, grazie a Mimo. Ripeto, volevo accertarmi perché settimana scorsa la trasmissione di venerdì scorso non si ascoltava l'audio, era solo per questo, quindi magari era un problema tecnico relativo all'altra trasmissione. Quindi se mi sentite sono contento. Quindi, va bene così. Chiediamo anche a Sveva Regia se sente Antonio Fellone, allora così facciamo la prova del 9. Sì, è tutto a posto. Perfetto, anche la regia conferma, perfetto. Confermo anche io, anche Mimmo conferma, anzi oggi, visto che sono solo qua alla console, praticamente ho anche il privilegio di vedere Antonio nel quadratino, appunto, lo vedo pure, perché quando ci sta Federico, Antonio, devi sapere che lui chiude tutto, perché a lui dà fastidio anche vedersi, perché evidentemente non è bello come te, come me, e non si vuole vedere, perché sennò appunto si mette, come si dice a Napoli, squorn? Si mette vergogna? Vedi come... Vi stavo seguendo, ho capito solo alla fine, ma penso che si parlasse del discorso sempre relativo alla sicurezza, o sbaglio? Sì, infatti volevo anche parlare di una cosa che è accaduta a Roma. Dovete sapere che Antonio Fellone ormai è un romano d'adozione civile, anche Mimmo Magnetta. Mimmo Magnetta, nonostante il suo accento meneghino molto forte e marcato, è nato in provincia di Foggia, ma dovete sapere che ha vissuto quasi la metà della sua vita a Roma. Io volevo salutare le donne e gli uomini della Polizia di Stato che ormai nel quartiere Quarticciolo di Roma vengono aggrediti ogni giorno da una popolazione che viene dall'altra parte del Mediterraneo, invece di essere grata dell'accoglienza che questo paese gli ha dato, perché qua non stiamo a vedere il colore della pelle o gli orientamenti sessuali o religiosi. Questo paese accoglie chiunque, basta che sia una persona che rispetti le nostre regole, non chiediamo niente di più. Il razzismo in questa radio non trova casa, sia ben chiaro. Insomma, queste donne e questi uomini vengono in continuazione aggrediti, e c'è la sinistra che continua a fare manifestazioni. Quarticciolo non è Caivano, non ci sono problemi di sicurezza. Sappiate che Quarticciolo è un'enorme piazza di spaccio di Roma, dove lo Stato fa fatica a essere presente. E noi tra queste persone qua che pretendono di spacciare e fare quello che vogliono, e gli uomini e le donne della Polizia di Stato, stiamo dalla parte della Polizia di Stato. Poi Fede, che vogliamo dire? Sappiamo bene la questione relativa al Quarticciolo, però se noi stiamo ad ascoltare sempre a quelli della sinistra, io ascoltavo per caso un passaggio fatto su Rete 4, credo, del Debbio, di un egiziano che diceva: l'Egitto è più sicuro dell'Italia. Ecco perché noi in Italia giriamo col coltello. Vabbè, io sono italiano e non giro col coltello, non credo che gli italiani vadano in giro col coltello, pistole o altro, quelli si chiamano delinquenti, che è diverso. Quindi è un qualcosa che deve cambiare. Guarda, sulla questione sicurezza e le zone rosse, per esempio, è un buon punto di partenza. Ripulire certi territori non fa male, perché veramente la sicurezza sta degenerando in Italia. Noi come polizia penitenziaria ne sappiamo qualcosa, perché tutto ciò che accade, il carcere non è altro che lo specchio, no, del territorio. Quindi le maggiori problematiche tu te le ritrovi negli istituti dove all'esterno... Amadeus. Che succede? C'è stata... Ma Antonio ce l'abbiamo Antonio ce l'abbiamo... praticamente Antonio parla, fatti un colpo se ci sei, Antonio, fatti sentire. Ci sono, ma non mi sentite? Adesso no, sì. Si è saltato un attimo, si è saltato un paio di secondi e ci siamo allarmati subito. Dicevo che comunque noi tutti sappiamo che il carcere non è altro che lo specchio del territorio, no? Quindi noi queste problematiche che vive il territorio non le conosciamo benissimo, perché si riversa tutto poi nell'istituto di quel
di quel territorio, scusate se mi sono ripetuto. Quindi noi sappiamo bene cosa significa gestire certi elementi, no? Perché sono persone, come diciamo da sempre, persone non avvezze al rispetto delle regole, non riconoscono le istituzioni, figurati se riconoscono un corpo di polizia che opera all'interno degli istituti penitenziari. Quindi l'unica soluzione, guarda, è sempre quella, rimandarli a casa loro, perché se un egiziano mi dice che in Egitto è più sicuro, vattene a casa tua, che qua possiamo fare tranquillamente a meno di te, ma possiamo fare tranquillamente a meno di te noi operatori che lavoriamo all'interno degli istituti penitenziari, ma credo anche qualsiasi altro cittadino che vuole vivere la sua vita in pace e in tutta sicurezza. Quindi così vale per l'egiziano, per il marocchino, algerino, tunisino, perché come tu ben sai, Federico, magari in merito ne sai più di me, l'80% degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari è creato proprio da queste persone, perché non rispettano assolutamente, oltre le regole, ma non riconoscono l'istituzione, non riconoscono la polizia penitenziaria, quindi veramente si fa una fatica abnorme a gestirli, perché poi noi viviamo continuamente sotto ricatto, no? O mi dai questo, o mi autolesiono, mi taglio, mi faccio, mi dico, spaccano tutto, fanno danni enormi a livello economico allo Stato italiano, perché voglio ricordare che ogni detenuto che spacca la qualsiasi, che era veramente un bel danno anche economico al nostro Stato. Quindi sarebbe più opportuno pensare, valutare. In merito so che il governo si è mosso, si sta muovendo e certamente arriveranno altre soluzioni su quello di rispedirli a casa loro, perché io credo che ognuno di noi può ospitare la qualsiasi, ma se l'ospite non rispetta il padrone di casa e le regole di quella casa, siamo i primi a cacciarlo fuori, e di conseguenza dovrebbe fare anche così l'Italia, perché certamente non ci facciamo comandare da loro, quindi questo è poco ma sicuro. Scusatemi, ma mi è partito il cellulare. Posso aggiungere io una cosa? Forse tanti di questi ospiti che popolano le nostre patrie galere ignorano, perché tante volte appunto arrivano, tanti non sanno parlare nemmeno l'italiano, ma dopo decenni che stanno qua in Italia. Ecco, tanti di questi, quelli che poi sono avvezzi a frequentare le patrie galere, ignorano che se loro subiscono una condanna inferiore, mi pare, ai 4 anni, possono tranquillamente chiedere di poter andare a scontare questa pena nel loro paese. Perciò appunto No, Mimmo, non tutti, solo per i paesi che hanno sottoscritto una convenzione che prevede questo. Purtroppo i paesi del Nord Africa quasi nessuno. Ma anche ricordato che la Tunisia invece è uno dei pochissimi stati che fa il suo dovere e facilita le espulsioni. Dobbiamo ricordare che gran parte delle espulsioni sono proprio in direzione della Tunisia. E di questo bisogna ringraziare la Tunisia, che collabora sempre con la Repubblica Italiana va ricordata una menzione particolare a questo paese del Nord Africa. Il problema è che non li rivogliono loro, sono i primi che non rivogliono questi personaggi a casa loro, perché sono fastidiosi. Se sono andati via dalle proprie nazioni è proprio per questo, perché sono persone che non sanno vivere nella civiltà. E quindi, siccome che l'Italia è un paese civile, ci sono delle regole, c'è una religione, rispettano tutto questo, oppure, ripeto, bagagli e bagaglini e se ne andranno magari da un'altra parte. Su questo l'italiano dovrebbe farsi valere, perché è così, non mi viene a comandare a casa mia, questo è poco ma sicuro. Questo vale per l'esterno, ma ripeto, chi conosce il mondo carcere sa bene, quando a volte si generalizza, è sbagliato generalizzare sul corpo di polizia penitenziaria, ma è sbagliato anche generalizzare sulla popolazione detenuta, perché c'è una parte di essa che comunque rispetta le regole, si fa la propria carcerazione come è previsto dalle norme, rispetta e viene rispettata. Poi purtroppo c'è una piccola parte dove la maggior parte sono questi signori che crea solo danni e casini. Attenzione, anche dei detenuti italiani c'è una piccola parte che non è avvezza al rispetto o altro, però diciamo che come l'80-85% degli eventi clinici è causato da queste persone, quindi si deve ragionare su questo, perché comunque qualcosa si può cambiare e si deve cambiare, anche se non andiamo a guardare che dalla chiusura, dall'attivazione della circolare voluta dal sottosegretario Stellari in merito alla chiusura della media sicurezza, gli eventi clinici si sono veramente dimezzati.
dimezzati e sono creati da persone che secondo me non dovrebbero stare in carcere, no? Persone malate, pazzi, squilibrati, che prima magari erano ristretti dei vecchi OPG e ad oggi te ne ritrovi. Sbaglio Federico, perché Federico stando in prima linea le cose le vede meglio di me. Spesso te ne ritrovi all'interno degli studi penitenziari dove comunque tu fai di tutto per spiegargli come funziona. Antonio, sì, velocissimamente. Sì, no, solo perdonatemi solamente. Io prego sia ad Antonio che appunto a Federico, quando parlate per l'OPG dovete imparare a spiegare anche che cos'è, perché non tutti sono del settore, non tutti sanno che è l'OPG, ospedale psichiatrico giudiziario, perché che è tipo questa radio più o meno. Allora ricordiamo il numero della diretta, perché Federico, un solone Federico ha deciso che andavano chiusi, si è attivato per chiuderlo. E da quel momento sono iniziati i casini di pena, perché la polizia penitenziaria deve garantire l'ordine e la sicurezza, non deve fare l'operatore sociosanitario, perché altrimenti andavamo a fare altri concorsi. Noi dobbiamo, ripeto, garantire la sicurezza all'interno degli studi penitenziari. Il nostro compito, possiamo tranquillamente collaborare a quella che è la rieducazione, ma ciò non significa che dobbiamo fare i camerieri o infermieri o medici, perché non siamo preparati, non ci siamo laureati, abbiamo fatto un concorso per garantire l'ordine e la sicurezza. Antonio Fellone, prova un attimino a spostarti un pochino, perché ogni tanto la voce va e viene. Prova un attimino a cambiare posizione. Poi sentiamo cosa c'ha da chiederti Federico. Io volevo umilmente voglio rammentare a tutti che siamo in diretta oggi 14 febbraio 2025, venerdì, San Valentino. Facciamo un augurio a tutti i fidanzatini e anche gli sposati, giustamente. E volevo rammentare il numero della diretta, anche perché ultimamente stiamo ricevendo tutta una serie di chiamate allucinanti, e quindi ci tenevo a dare il numero della diretta, visto che chiunque trova a casa o sbergo nelle trasmissioni che facciamo io, Mimmo e Antonio. Quindi 02 92 94 72 22, ripeto 02 92 94 7222. Qua potrebbero aprire una facoltà di antropologia per chi ci chiama e spara certe cose. Io ancora non mi faccio persuaso di quello che ho sentito nelle trasmissioni scorse, però sappiate che chi vuole chiamare troverà la risposta e pane per i suoi denti. E poi volevo chiedere ad Antonio una cosa, mi dispiace insomma fargli stuzzicarlo. Tuttavia, tutta una serie di tribunali stanno dando ragione a dei detenuti che dicono che in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale loro devono poter fare dei colloqui cosiddetti romantici, ossia consumare rapporti sessuali durante il colloquio. Purtroppo, ricordiamo a tutti gli amici che ci ascoltano a casa, le strutture per fare questo non ci sono. Siccome io ascolto, ammetto, tradisco Radio Libertà, ascolto un sacco Radio 24, Radio 1, Radio 3, altre radio, e hanno fatto ore e ore di trasmissione su questo, dicendo ma lo Stato si deve vergognare, l'amministrazione penitenziaria, perché non fornisce le infrastrutture agli uomini, come se non fosse facile. Voglio ricordare, cari amici a casa, che lo Stato fa fatica a fornire il minimo purtroppo alla popolazione detenuta. Figuriamoci a trovare gli spazi e il personale per fare anche i colloqui romantici. Ecco, c'è stato uno scagliarsi generale, quindi chi meglio di Antonio Fellone può farci un punto della situazione riguardo ai cosiddetti colloqui romantici e la furia, insomma, giudiziaria che si sta abbattendo su questo punto? Io credo che intanto vada chiarita una cosa, perché sono colloqui, per colloqui intimi non è per forza che bisogna avere rapporti sessuali. Per colloqui intimi si intende colloqui non vigilati, quindi dove non c'è la vigilanza. Quindi non è detto che sia per forza un rapporto sessuale. Detto ciò, è ovvio che c'è pressione da parte dell'opinione pubblica, da parte di una certa politica, c'è una sentenza che bisogna assolutamente rispettare. Io posso dire che Antonio Fellone, ci sentiamo a pezzi, se vuoi ti faccio chiamare telefonicamente. No,
Mimo, fallo rimettere come era prima, perché prima da casa Antonio si sentiva benissimo. Io non so dove si sia messo ora, non si sente più niente. Hai sentito, Antonio? Sono scorsato di 5 minuti, di 20 centimetri. E allora Vabbè, ritorna dove eri prima, che si sentiva meglio. Oggi mi state facendo fare ginnastica. Dicevo che Antonio, non so se avete una volta è perfetto. Ok, dicevo che praticamente per colloqui intimi non si intende per forza un rapporto sessuale, ma sono colloqui non vigilati. Detto ciò, purtroppo bisogna rispettare in questo caso una sentenza di una corte, lo sai meglio di me, Fede, perché certamente non era il volere di questo governo. In merito posso dire che si sta lavorando per cercare delle soluzioni che non è detto che siano per forza quello di prevedere delle camere, ma è un work in progress che richiede tantissimo tempo, perché è una situazione molto molto delicata, ma l'unica cosa che posso dire è che chi di dovere ci sta lavorando affinché si partorisca un qualcosa di concreto. Ovviamente io sono, se entriamo nel merito, sono particolarmente contrariato, ma non spetta a me dirlo, ripeto, c'è una sentenza di una corte che non assolutamente va rispettata. Però sono assolutamente contrariato rispetto a questa cosa, perché credo che si debba sempre fare la solita riflessione che io faccio da anni, che è quella che comunque per ogni persona che sta all'interno e all'esterno c'è una persona che soffre perché ha subito. Perché quando mi vengono a parlare di io ho il diritto di fare l'amore, anche quella persona che sta fuori aveva il diritto di fare l'amore e tu gli hai ammazzato il marito, il fidanzato, che sia. Quindi è un discorso molto ampio, ma veramente molto ampio, perché poi andiamo oltre, a me non va. Ripeto, l'unica cosa che posso dire è che chi di dovere ci sta lavorando, si deve partorire una norma ad hoc, vediamo quello che emergerà, però veramente se ognuno di noi fa una riflessione, penso se il problema attuale del mondo carcere è che il detenuto deve avere il momento di intimità. Io dico sempre, pensiamo a quelli che sono fuori, che hanno subito da queste persone. Va bene? Per rispetto di quelle persone io più di tanto non dico, perché non spetta a me decidere, non spetta a me, ho semplicemente detto quello che penso. Io personalmente, Antonio Fellone, in merito sono contrariato, però se parlavamo prima di rispetto delle regole o altro, se la regola è questa va rispettata. Può essere non condivisa, ma va rispettata. E su questo argomento vi devo interrompere, perché siamo alla prima metà della trasmissione, perciò adesso passiamo la pubblicità, poi chiamiamo appunto anche l'altro ospite. State con noi, pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Siamo sempre su Radio Libertà, questo è lo spazio più in collaborazione col SINAP, col Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Assieme a me a condurre questa trasmissione ci sta Antonio Fellone e Federico Carbonara e si è aggiunto a noi anche Mazzarrese, che è un altro collega della penitenziaria di Trento, vero?
Confermo, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a voi che mi avete invitato, con tanto piacere ho risposto al vostro invito, confermo proprio così. Sì, perdonami, ma da Trento di Sicilia o Trento di dove? Perché c'hai un accento... non è io credo che è un accento più che altro altoatesino, che magari a Milano viene letto nel modo sbagliato. Sì, altoatesini sono un po' i terroni della Germania, quindi hanno un accento che non ci piace manco ai tedeschi, però noi siamo aperti, siamo avanti. Allora, Federico, vai, conduci, fai tu le domande. Sì. Posso fare, scusa, voglio ricordare, visto che abbiamo qua il rappresentante del Triveneto, c'è appena stato il giorno del ricordo, voglio ricordare 3 persone che hanno lasciato la vita in servizio in Triveneto, nel carcere di Trieste, il maresciallo Ernesto Mari, il brigadiere Angelo Bigazzi e l'agente di custodia Filippo Del Papa. Voglio ricordare che Ernesto Mari è dedicato alla casa circondariale di Trieste, a Angelo Bigazzi è dedicata alla casa circondariale di Gorizia e invece a Filippo Del Papa è dedicata alla casa circondariale di Vicenza, dove sto parlando, e queste 3 persone sono morte quando i partigiani comunisti di Tito hanno invaso Trieste, iniziando a uccidere qualsiasi persona in divisa che non la pensasse come loro. Secondo me abbiamo avuto un ascoltatore che afferma che hanno fatto bene i partigiani a uccidere slavi, Jugoslavia, a uccidere chiunque perché così si fa. Io volevo ricordare ancora di più questi 3 uomini che non hanno piegato la schiena nonostante quello che stava avvenendo, una cosa mostruosa, e hanno fatto il loro dovere, servito la patria fino in fondo. Voglio anche ricordare un vicino di casa che ha fatto il militare della Jugoslavia, in questo caso il signor Del Vento, che ritornò dalla Jugoslavia a piedi nel 49 in Italia, perché quelli in divisa che hanno servito la patria in Jugoslavia, insomma, è stata una cosa atroce, ma per chiunque, per sloveni, croati, serbi, e non siamo qua a dire devono morire quelli o quegli altri come ha detto qualcuno. In questa radio non c'è spazio per le atrocità, hanno fatto bene a ucciderli, dovevano morire tutti, sia ben chiaro, e non tolereremo mai più chiamate che giuiscono di genocidi o stermini di altri popoli. Voglio solo ricordare questo, voglio ricordare chi ha fatto il suo dovere fino in fondo e ha servito la patria fino all'ultimo, come queste 3 persone del corpo degli agenti di custodia, che è il moderno corpo di polizia penitenziaria, e a loro dedichiamo questa trasmissione. Ti ringrazio per averlo ricordato. Ecco. Ok, 0292947222 per insomma chiunque volesse intervenire in diretta, ok, ovviamente con i dovuti modi, sia chiaro. E allora, visto che abbiamo qua il rappresentante del SINAP per il Triveneto, quindi Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli, Venezia, Giulia, e gli chiediamo un po' qual è la situazione, come vanno le cose, soprattutto dovete sapere, cari amici a casa, che è uno dei provveditorati, ossia delle gestioni regionali più grandi in assoluto d'Italia. Come ben sapete, il Trivento è molto popolato, ha un numero molto ampio sia di popolazione che soprattutto di istituti penitenziari, e quindi insomma, se c'è qualcosa da dirci, ho sempre il cuore e la testa nelle carceri veneziane, che sono molto particolari, ma purtroppo tra Padova, Trento, Bolzano, Vicenza, Trieste, Udine ne succedono di tutte, e siamo qua a raccontare alle persone che pagano con le loro tasse e finanziano il sistema penitenziario italiano di quello che accade, perché le persone devono sapere quello che succede. E allora posso prendere la parola? Devi. Ok, e per questo vi ringrazio. Allora, guardate, io vorrei portare all'attenzione, ecco, dei nostri radiospettatori 2 situazioni che mi vengono segnalate e per la quale ho iniziato una battaglia da mesi, che purtroppo, quando sembra che stia per volgere a lieto fine, ci accorgiamo che ancora siamo in alto mare. Una riguarda gli straordinari dei poliziotti penitenziari. E allora, l'accordo quadro, che è l'accordo, voglio dire, principale per quanto riguarda la nostra amministrazione, all'articolo 11, comma 12, relativamente alle prestazioni di lavoro straordinario, prevede, leggo,
al dipendente deve essere garantita la corresponsione delle prestazioni di lavoro straordinario, deve essere garantita. Allora mi domando io, perché ci sono poliziotti penitenziari nel Triveneto, in modo particolare una che sto seguendo con particolare attenzione a Trento e un'altra a Bolzano, che hanno accumulato ben 250 ore di straordinario e attendono dal 2023 che gli venga pagato questo straordinario. Io ho avuto modo di interessare il provveditorato, il Dipartimento, dopo aver interessato in primis le direzioni degli istituti penitenziari di Trento e Bolzano, dove in pratica sembrerebbe che doveva farlo l'altro direttore, io ancora non mi ero insidiato, no, doveva essere il dipendente che doveva fare una richiesta specifica quando superava un certo tetto di lavoro straordinario ad averlo pagato. Allora, in più occasioni gli ho detto, scusate, l'accordo quadro mi sembra che sia abbastanza chiaro, e ho continuato a leggere quell'articolo che ho appena letto, che deve essere garantita la corresponsione al lavoro straordinario. Perché il personale ancora attende di ricevere queste ore di lavoro straordinario? Saranno indicativamente 250 ore per entrambi, 250 per uno e 250 per l'altro. Abbiamo detto uno presta servizio a Trento, uno alla casa circondariale di Bolzano. Perché il personale di polizia penitenziaria viene comandato, non arbitrariamente dice io oggi quasi quasi non ho niente da fare, finisco il turno ordinario delle mie 6 ore, quasi quasi mi fermo a fare qualche ora di straordinario. Non funziona da noi così. Significa che sì, che io posso avere anche degli impegni, però quando l'amministrazione mi dice sai ci sono delle esigenze di servizio, oggi dovevi fare 8-14, però purtroppo, siccome dobbiamo assicurare comunque i servizi ai detenuti, ok, siamo d'accordo che dobbiamo assicurarli, però il tuo lavoro oggi non può terminare alle ore 14, ma deve essere obbligatoriamente, deve protrarsi obbligatoriamente fino alle ore 17, quindi dovrei fare 3 ore di straordinario. Ok, eseguo, il personale di polizia penitenziaria esegue, si fa 3 ore di straordinario. A fine mese diventano 50-60 ore di straordinario. Perché non viene pagato? Perché deve essere il dipendente a battagliare e il suo sindacato a battagliare per far sì che queste ore di lavoro straordinario devono essere pagate? Punto di domanda. Per quanto riguarda il poliziotto penitenziario di Trento, sono stato io ancora a combattere lì direttamente con il Dipartimento e i fondi ci sono, però non sappiamo se sono sufficienti per pagare tutti. Forse lui non riesce a rientrarci perché intanto in primis dobbiamo pagare gli straordinari a chi sta andando in pensione. Scusate signori miei, stiamo parlando di lavoro straordinario che mi avete imposto di espletare nel 2023, io sto continuando ad aspettare da 2 anni che me lo paghiate. Non mi posso rifiutare di espletare lavoro straordinario, lo devo fare, lo eseguo. Cara amministrazione, cosa dobbiamo fare? Cosa devono fare i poliziotti penitenziari? Cosa devono fare i sindacati dei poliziotti penitenziari? Devono scendere in piazza semplicemente per far sì che l'amministrazione paghi il lavoro straordinario come dovrebbe, come dovuto, a chi spetta? Punto di domanda. Questo è il primo problema e mi auguro che qualcuno dell'amministrazione centrale mi stia ascoltando e prenda a cuore questo, perché oltre a prendersi gli sputi, le minacce, tutto quello che accade negli istituti penitenziari quotidianamente, se i poliziotti devono faticare pure, i poliziotti penitenziari devono faticare per avere il lavoro straordinario, allora non ci troviamo più. Il poliziotto penitenziario poi si demotiva con le conseguenze che ne possono derivare, voglio dire, dalla demotivazione ad andare a lavorare. Quindi spero che qualcuno a livello dipartimentale oggi ci stia ascoltando, prenda a cuore questa situazione. Un'altra problematica, se mi permettete, che io voglio rappresentare riguarda il vestiario. Noi ci siamo trovati a Trento nel mese di luglio del 2024 indicativamente un'aliquota di 10 unità, indicativamente non ricordo il numero esatto, di poliziotti penitenziari maschile e femminile che sono giunti senza la giacca a vento. Ok, non è un problema, arriva a Trento nel mese di luglio senza la giacca a vento che durante il corso non ti è stata data, nel mese di luglio non è sicuramente un problema nemmeno a Trento, perché pure a Trento ci sono i 30 gradi nel mese di luglio e più. Però è chiaro che poi quando arriva l'inverno, nel mese di novembre, dicembre, le strade ghiacciano, c'è il ghiaccio per terra, non si può lavorare chiaramente senza la giacca a vento. Allora, questi poliziotti penitenziari hanno atteso pazientemente, questi nuovi agenti poliziotti penitenziari del 183esimo corso, hanno atteso pazientemente fino al 15 dicembre che gli venisse consegnata per senso di responsabilità la giacca a vento da parte dell'amministrazione.
Arrivata al 15 di dicembre la giacca a vento non gli è stata consegnata ancora e fa freddo a Trento, ve lo assicuro, come stavo dicendo prima, come ho detto prima. Si rivolgono al loro sindacato, comunque fanno una richiesta nominativa loro per avere la giacca a vento e anche delle pole estive, colgono l'occasione per ricevere più altro materiale secondario che gli deve essere dato. Morale della favola, il sindacato scrive: interesse il provveditorato, interesse il direttore di Trento, interesse l'amministrazione dipartimentale. Passa il mese di dicembre, passa il mese di gennaio, siamo a febbraio inoltrato, ci avviamo alla fine dell'inverno, tra poco inizierà la primavera. L'unica risposta che abbiamo ricevuto dall'amministrazione centrale è che forse se rientrate negli 800 capi di vestiario per quanto riguarda le giacche a vento che dovrebbero essere rese disponibili alla consegna nel mese di marzo, forse riceverete pure voi la giacca a vento, altrimenti dovete ancora aspettare. Voglio dire, ma questo per una persona che fa sindacato e ci tiene ai poliziotti penitenziari e ci mette l'anima e il cuore, gli parla ai poliziotti penitenziari di diritti, di doveri e di diritti. È chiaro che non lo può accettare, lo continua a denunciare, lo continueremo sempre a denunciare. I poliziotti penitenziari, quando terminano il corso, devono arrivare negli istituti con tutto il materiale, oppure deve essere una preoccupazione, una grande preoccupazione da parte dell'amministrazione centrale far sì che si prodighi per nell'immediato consegnargli il materiale di vestiario spettante. Pure perché se il poliziotto penitenziario si presenta in servizio con una giacca privata che non ha niente a vedere con le uniformi di ordinanza, il poliziotto penitenziario è passibile di rapporto disciplinare, quindi oltre al danno pure la beffa. Non so se sono stato chiaro, ecco, nel denunciare i due episodi. Io spero che a livello centrale, al Dipartimento, qualcuno oggi mi stia sentendo, perché sto puntando il dito proprio verso di loro, verso il Dipartimento. Capisco che tanto è stato fatto, che hanno investito ingenti risorse economiche per fare delle assunzioni, lo comprendo, sono consapevole, però ai poliziotti penitenziari che fanno un difficilissimo lavoro deve essere assicurato quello che gli spetta, senza se e senza ma. Sia per quanto riguarda il lavoro straordinario che loro espletano, che gli deve essere garantito, assicurato senza ritardo, sia per quanto riguarda il materiale di vestiario previsto, che gli deve essere consegnato e dato già quando arrivano negli istituti, se non addirittura quando arrivano al corso. Non so se avete qualche domanda poi da farmi. Io erano queste le due denunce che volevo fare all'opinione pubblica e auspicavo che a livello centrale qualcuno mi sentiva e poteva dare una spinta, diciamo così, affinché si risolvano queste due problematiche. Rimango a vostra disposizione per il resto, se volete farmi qualche domanda. Antonio? Sì, ci sono e ascoltavo Andrea. Vabbè, sono doglianze più che giuste, perché comunque noi le facciamo da anni, quindi non è che il problema è di oggi, il problema esiste da anni, perché non sono stati mai rinforzati i capitolati, no, che riguardano il pagamento degli straordinari, perché è poi tutta una questione di capitolati e di investimenti. Però oggi possiamo dire tranquillamente, a me quello che mi fa stare sereno effettivamente passa del tempo, però quando noi abbiamo detto in passato che questo governo ha trovato veramente le voragini, mi riferivo proprio a questo, perché comunque la ricostruzione è avvenuta, sta avvenendo, pian piano si sta rimettendo a posto un po' tutto, però il problema del vestiario è un problema che va avanti da anni, ripeto, e quindi è stato sempre un problema che mai nessuno se ne è preso cura, e in questo caso noi comunque possiamo dire che degli investimenti sono stati fatti. La stessa cosa dicesi per lo straordinario. Su questa cosa qui c'è una massima attenzione, perché è tutto un problema di capitolati, un problema di investimento, e quindi in merito basta andare in giro e si legge. Questo governo ha investito su queste cose qua, quindi spero, mi auguro che a breve ci saranno delle risposte, perché è giusto che i nostri colleghi ricevano queste risposte, perché fanno un lavoro difficile, particolare, in situazioni a volte assurde, e andare a toccare anche il portafogli, ma anche no. Quindi, quello che mi fa stare sereno è il fatto che comunque, ripeto, questo governo ha un'attenzione massima per le forze di polizia e anche per la polizia penitenziaria, perché forse qualcuno a volte omette o non lo sa, ma la polizia penitenziaria è parte integrante di tutte le forze di polizia del paese. Quindi come la risposta c'è stata in merito agli investimenti sulle assunzioni, perché il nostro corpo, almeno io faccio parte della polizia penitenziaria dal 2001,
in tanti anni non ho visto mai una marea di assunzioni come quest'anno. Voglio ricordare che siamo arrivati a quasi 13.000 in 2 anni. Da noi questi numeri forse li abbiamo visti in 10-15 anni. Detto questo, sottolineo quello che ha detto Andrea, assolutamente sono delle denunce, baradoglianze più che giuste. Sono certo che comunque a breve delle risposte arriveranno, anzi devono arrivare, perché effettivamente quando uno lavora è giusto che viene remunerato, viene pagato, perché non bisogna mai lavorare gratis. Quindi, però, come dicevo prima, io sono fiducioso, quindi per me è solo una questione di tempo, perché una ricostruzione non si fa da oggi al domani. Una ricostruzione va progettata, programmata, e la certezza io ce l'ho, perché visto che ho la fortuna comunque di stare in un certo posto, so che l'attenzione è massima, la progettazione c'è, la programmazione c'è, dobbiamo solo dare il tempo che ci vuole, perché le risposte arriveranno sicuramente. Antonio, speriamo che le giacche a vento arrivino Ambresse, non per fra 2 inverni. Io devo aggiungere un'altra doglianza. Io so... Poi mi fermo. Io ti do pienamente ragione, assolutamente. Devono arrivare, no? Speriamo che arrivino, e sono certo che arriveranno. Però tu che hai molto più esperienza di me della vita, sai bene che un palazzo non si costruisce in 2 giorni. No. Quindi bisogna dare tempo al tempo, e ripeto, io sono fiducioso semplicemente perché vivo certi ambienti, sto vedendo, tocco con mano la volontà proprio perentoria di intervenire, e si è intervenuti sia a livello di organico che a livello salariale, perché voglio ricordare l'ultimo rinnovo contrattuale, e mo ci sono sti deficit riguardanti lo straordinario e il vestiario. C'è da sottolineare anche una cosa: effettivamente il problema vestiario adesso c'è, è da affrontare, ma anche perché un'immissione di personale così alta la Polizia Penitenziaria non l'aveva mai vista, quindi ovviamente non avevano le forniture giuste per un numero così alto di assunzioni. Ecco perché secondo me ci sono dei ritardi su questa cosa qua, ma sono più che certo, conoscendo quello che è l'operato di chi si deve occupare di queste cose, che il prima possibile in entrambi i casi le soluzioni arrivino. Ne sono convinto. Comunque non è per far sempre il bastian contrario, perché comunque sia poi nella galera dove tu hai lavorato fino all'altro giorno tu ci ritorni sempre, perciò penso che le problematiche che ha appena elencato Andrea ti vengano elencate anche ogni volta che tu fai ritorno a Brescia. Io per esempio a queste doglianze devo aggiungere anche un'altra. Ho avuto segnalazione di un vostro collega che ha 200 giorni di ferie da fare, peccato che però manca il tempo per fargliele fare, perché appunto se lui va in ferie praticamente non ci sta un posto di, come dicevano, i posti di servizio che appunto rimangono sguarniti, e penso che come mi ha segnalato questa particolarità questo vostro collega ce ne siano tante altre, perché io ho conosciuto anche nell'arco di questo, io penso che sono decenni che mi occupo di galera, ma troppe ne ho sentite appunto di queste storie qua. Speriamo appunto che gli organi preposti del Ministero del DAP si diano da fare, anche perché appunto, e questo è un piccolo appunto che io faccio alla Lega. La Lega è stato il partito che più ha favorito l'assunzione di nuovo personale nella polizia penitenziaria. Beh, però Lega, tu che mi stai sopra, io la Lega ce l'ho sopra il tetto, sopra il soffitto del posto da dove parlo, no? C'ho il palazzo della Lega, ce l'ho sopra di me. Non è che puoi prendere a lavorare la gente e poi non gli vesti. Inventatevi Giancarlo Giorgetti, caccia fuori la lira e fa in modo che i 13.000 nuovi assunti della polizia penitenziaria abbiano le divise, insomma, perché non è, manco li possiamo fare andare in mutande, insomma, in blue jeans. Se fosse possibile, ancora uno non può andare in servizio in borghese, giusto? Ma assolutamente, tu mi trovi pienamente d'accordo, qua nessuno sta dicendo il contrario, io solo stavo rispondendo ad Andrea perché è venuta fuori questa problematica, è opportuno dare delle risposte, ma io ripeto, conoscendo alcune dinamiche, mi sento sereno, anche perché se noi parliamo a livello sindacale, come SINAP sono anni che noi denunciamo queste cose, ma anni, non 2, ma
10. Però evidentemente il problema principale oggi è che un numero elevato di assunzioni comporta anche un numero elevatissimo di divise e altro che non puoi risolvere da oggi a domani. Ecco. Io mi ricordo 5-6 anni fa eravamo veramente con le pezze al sedere, furono acquistate le polacchine, non so, le scarpe, quelle là. Pensa un po' tu com'era gestita qualche anno fa la situazione. Pensa Quindi, che 5-6 anni fa a me capitò appunto, non erano stati ancora assunti 13.000 nuovi agenti, no? A me capitò di sapere da un vostro collega che appunto che se voleva gli scarponcini doveva prendere e iscriversi a un sindacato. Questo accadeva 5-6 anni fa. Me la prendo con il collega però, Sì. Me la prendo con il collega perché lì il collega doveva subito, immediatamente denunciare l'accaduto. L'applauso al collega, perché non esiste che tu devi essere... se ti spetta un qualcosa te lo devi pigliare, punto e basta, non esiste, perché io avrei detto certo, come no, dimmi qual è il sindacato, perfetto, in quell'attimo ti vado a denunciare adesso a te e all'organizzazione, anche se credo, sono più che certo che l'organizzazione coinvolta non ne sapeva nulla di queste cose, perché di millantatori in giro ce ne sono tantissimi, oppure di chi vuole avvocare a sé dei poteri usando l'organizzazione che rappresenta. Io credo che l'organizzazione sindacale sia un qualcosa di veramente importante per tutto il nostro corpo, ma in generale, se fatta in maniera idonea e onesta, perché l'unico compito dell'organizzazione sindacale è tutelare il lavoratore, non ricattare il lavoratore. Quella non è un'organizzazione sindacale, ma per me sono persone che vanno denunciate per estorsione. Antonio, una cosa, tu sai che appunto io vi ho dato voce da un sacco di anni. Oggi stanno continuando ad arrivare un sacco di telefonate, ma proprio tante, solo che ahimè in ristrettezza non c'è solo il Ministero della Giustizia o il DAP, ma anche la radio. Noi qua abbiamo solo 2 linee telefoniche. Meno male che appunto tu quando parli con noi parli via Skype, però appunto in pratica abbiamo tante persone che telefonano ma non possiamo passarle. Perciò io chiedo scusa alle ascoltatrici e agli ascoltatori che chiamano e che vorrebbero intervenire, ma oggi è così. Oggi è lo spazio più Sinappe ed è dedicato solo all'ascolto. Ascoltatevi tutto quello che noi abbiamo da dire, che non è poco, insomma, perché appunto abbiamo 3 persone che sono impegnate a vario titolo in quello che è un problema continuo del nostro paese, appunto quello degli istituti penitenziari e quello di chi negli istituti penitenziari ci lavora. Però appunto anche noi qua a Radio Libertà 2 linee telefoniche abbiamo, perciò ascoltate quello che abbiamo da dirvi. Ecco, voglio fare una domanda ad Andrea Mazzarese. Andrea, posso interromperti un minuto solo? Solo un minuto, La soluzione alla problematica del mondo carcere ce l'ha data l'onorevole Salis. Chiudiamo i carceri. Ma che ci stanno a fare i carceri? Chiudiamoli. Noi pensavo che le volevamo occupare altri, volevamo occupare caserme, case dove trasformarle in galere. Carceri, lasciamo così, almeno viviamo in una giungla veramente allucinante. Non so se avete letto o ascoltato, io ho avuto anche la sfortuna di ascoltarla quell'intervista, ragazzi. Parlava di anni fa è stata tolta la schiavitù, adesso dobbiamo abolire i carceri, magari quelli condannati al 41 bis o gente che ha ammazzato o ha fatto, se li porta a casa sua. Complimenti. Abolire il carcere, guarda, è la soluzione migliore. Vabbè, vai, scusami, ti tenevo a dire questa cosa per far capire veramente dove siamo arrivati. Antonio, siamo agli ultimi minuti. Posso dire, come c'è qualche ascoltatore che chiama dicendo ma hanno fatto bene a uccidere tutti gli italiani in Istria, dico la stessa cosa, lasciamoli tutti andare, non servono più a niente, apriamo tutto e almeno così i soldini che si risparmiano li possiamo spendere in altro. Faccio io l'ascoltatore molesto oggi. E così, scusami, dopo aumentano anche i disoccupati. Andrea Mazzarese, ci sei ancora? Ci sono sempre, ascolto con tanto interesse quello che è stato detto e quello che si continua a dire. Mi permetto di dirvi soltanto brevemente, io non mi sento nemmeno di dare voce a quello che dice la Salis. La Salis è una persona che dovrebbe stare ancora in carcere, era un cittadino normale, si è fatta forte di essere stata eletta per fuggire dal carcere, ma in buona sostanza dove dovrebbe stare lei non è al Parlamento europeo, ma è in un istituto penitenziario
dell'Austria, credo, in attesa che eventualmente... No, dell'Ungheria, in Austria si sta ancora troppo bene. Ecco, quello che era in attesa che poi l'accordo tra Ungheria e Italia poteva andare a buon fine, eventualmente veniva a scontare la pena in Italia se c'era una condanna, eccetera. Ha trovato l'escamotage, vuol dire dal carcere per passare al paradiso dorato dell'Europarlamento. Onestamente è uno schiaffo, secondo me, a tanti altri detenuti che invece la galera se la fanno. Nemmeno voglio dare voce a quello che lei dice quando parla di carcere, quando argomenta la situazione, voglio dire, come se fosse una persona che sta in alto e quindi si può permettere di giudicare. Signori, voce. Signori, vi devo ringraziare. Allora, fate rapidamente ognuno di voi il saluto, anche perché dobbiamo interrompere, perché dobbiamo passare la linea ad altri conduttori. Dai, Andrea, a te la parola. Dai un saluto. Niente, io ringrazio i radioascoltatori che hanno sentito, voglio dire, la lagnanza che ho voluto rappresentare. Ai colleghi gli dico di pazientare, che stanno aspettando gli straordinari che il bestiario, perché il SINAP è sempre dalla loro parte, non demorde e continua a battagliare fin quando quello che gli spetta non gli viene dato. Un salutone a voi per avermi invitato, un salutone ai nostri radiospettatori per aver ascoltato. Grazie Andrea Mazzarrese, grazie rappresentante del Triveneto per il SINAP. Antonio Fellone, vai. Grazie a tutti sempre, grazie alla Libertà per lo spazio che dà al mondo carcere e alla polizia penitenziaria, grazie ad Andrea che spende sempre tantissimo tempo per i colleghi e in questo caso oggi per noi perché l'abbiamo invitato e lui accetta sempre con piacere, devo dire la verità, nonostante magari ha tantissime cose da fare, però questo è sinonimo di serietà. Grazie a Federico, grazie a te Mimmo, buona serata a tutti quelli che ci ascoltano e viva sempre il SINAP e la polizia penitenziaria. Federico, ci sei? Sì, oggi è volato, volevo dire a tutti gli ascoltatori che chiamate, martedì o venerdì prossimo daremo la voce a tutti. Chiedo scusa, però capita di fare trasmissioni in trasferta, sappiate che noi diamo voce alla nostra gente, questa è la vostra radio e troverete sempre a casa popolo per le vostre opinioni che siano ovviamente nel lecito e non istigano a genocidio o stermini vari. Questo è poco ma sicuro, là saremo cattivi. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie, proseguite l'ascolto su Radio Libertà. Ciao a tutti. Avete ascoltato Spazio Più. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.